pace. Sequo Maria, et mondo, il Signore Gesù nasce per noi, Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Devo ammettere che non avrei mai pensato di iniziare l'anno qua con voi per una serie di fortunati eventi e grazie anche all'invito di Don Davide che ho accolto volentieri questa cosa si è verificata, quindi con gioia iniziamo il 2026 sotto la protezione di Maria e per me a casa. E in questa Eucaristia ricordiamo il defunto Giovanni con la famiglia e Maria Luisa. Per celebrare degnamente l'Eucaristia domandiamo perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, Re della pace, Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe, Christe, eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. In excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. In excelsis Deo, gloria,
Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti. Direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Molte volte e in diversi modi, nei tempi antichi, Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. È bello che la Chiesa abbia scelto, nella riforma liturgica, di collocare l'inizio dell'anno civile sotto la protezione di Maria. Oggi ricordata con il titolo di Madre di Dio, tra i tanti titoli con cui la veneriamo e ricordiamo, che, se ci pensate, è un titolo molto concreto, nel senso che madre non è una cosa strana, astratta. La cosa strana, semmai, è Madre di Dio. E Maria, così come ha dovuto imparare ad essere madre, umanamente, perché, insomma, per una donna non è che sia una cosa che si impara dalla mamma, se non quando poi il figlio è il tuo e nasce, ha dovuto però contemporaneamente imparare anche ad essere madre di Dio. E qui la cosa è più difficile, ma è anche il motivo per cui la Chiesa ha scelto di mettercela all'inizio del cammino di un nuovo anno. San Luca nel Vangelo ci dice come Maria ha imparato ad essere madre di Dio. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria, cioè, rifletteva e meditava sugli eventi della sua vita, in questo momento sugli eventi attorno alla nascita di Gesù, cercando di comprendere qual è il disegno di Dio in tutto questo. Ed è proprio in questo che lei ci può essere guida all'inizio di un nuovo anno. Perché così come lei ha dovuto imparare ad essere madre di Dio e quindi a riconoscere in quel figlio in carne ed ossa, che è Gesù, la presenza di Dio, e a riuscire a vedere la presenza di Dio dietro ogni giorno, ogni fatto, ogni momento della vita familiare, ogni anche incomprensione, grande e piccola. Poi ricordiamo, no, come nel Vangelo ci sono vari momenti in cui Maria non capisce questo figlio e deve imparare a capirlo e a capire l'opera e la parola di Dio dietro, fino alla croce. Così come lei ha dovuto, in trasparenza agli eventi che con Gesù viveva, riconoscere la mano del Signore e il suo disegno, e accoglierlo, farlo proprio e poi collaborarvi. Così chiediamo a lei di
poter fare la stessa cosa. Perché se lei ha dato, adesso faccio un passaggio un po' difficile, ma è patrimonio della Chiesa, se lei ha dato corpo fisicamente a Gesù ed è madre di Dio perché ha dato alla luce Gesù, così però è anche madre della Chiesa, di tutti quanti noi, perché Gesù l'ha affidata come madre a noi sulla croce. E quando è nata la Chiesa, nel cenacolo, con la discesa dello Spirito Santo, che tra poco invocheremo su questo nostro anno, lei era lì a, in qualche maniera, presiedere alla nascita della Chiesa, del corpo di Cristo, che siamo noi, in virtù della comunione che facciamo, dello Spirito ricevuto nel battesimo, e fa sì che questo corpo che siamo noi possa nella vita quotidiana seguire la voce del Signore, che possa essere docile all'opera di Dio, che possa riconoscerlo. Perché vedete, sì, noi possiamo anche vivere questo nostro anno cercando di fare le scelte migliori possibili, cercando di in qualche maniera essere saggi, di essere buoni, di avere buoni propositi. Ma questo non vuol dire ancora essere cristiani. Vivere cristianamente il nuovo anno adesso che si apre significa innanzitutto domandare: Signore, in questa situazione che adesso mi si apre, in questo problema che dal 2025 mi arriva nel 26, in questa cosa nuova che sto vivendo, nella mia vita familiare, com'è che posso essere collaboratore di ciò che tu stai facendo? Qual è la cosa che tu, Signore, stai portando avanti e com'è che io posso inserirmi in questo e dargli carne, dargli concretezza? Capite che è un po' diverso che fare delle scelte e poi chiedere al Signore che ci aiuti sulle scelte che noi facciamo. Allora domandiamo a Maria e alla sua intercessione e allo Spirito Santo che invocheremo in conclusione di questa celebrazione, che ci aiuti a dare corpo, a dare concretezza in questo 2026 alla presenza e alla vicinanza del Signore, che è il Dio con noi, l'Emmanuele, e che ci chiama a dargli corpo, a dargli volto, come noi, suo corpo e suo volto, per il mondo, ma anche per i nostri cari nel piccolo delle nostre famiglie. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con l'animo pieno di esultanza per la divina maternità di Maria Vergine, innalziamo al Padre, che l'ha associata al mistero della redenzione, la nostra filiale e unanime preghiera. Preghiamo insieme dicendo: Vergine Maria, intercedi per noi. Per la comunità ecclesiale, perché sull'esempio di Maria, immagine e modello della Chiesa, sia docile nell'ascolto della parola di vita e porti a tutti gli uomini il dono del Salvatore. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. Per i papà e le mamme, perché accolgano il dono della vita come una benedizione di Dio e siano per i loro figli guide e testimoni nella fede. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. Per tutti i popoli della terra, perché sappiano vincere le suggestioni della violenza e della guerra e impegnino tutte le loro energie e risorse all'edificazione di una stabile pace. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. Per la donna del nostro tempo, perché in Maria, nuova Eva, trovi il senso della propria vocazione, il culto della verità e il valore autentico della bellezza e dell'amore. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. Per noi qui presenti, perché l'anno nuovo che la bontà del Signore ci dona sia vissuto come tempo di grazia nell'adesione operosa e serena alla sua volontà. Preghiamo. Vergine Maria, intercedi per noi. O Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli dalle mani di Maria, Vergine e Madre, le preghiere fiduciose del tuo popolo. Donaci di crescere con la forza del tuo Spirito fino alla pienezza della vita in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Canto d'offertorio al numero 87. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, nella solennità della divina maternità di Maria, di gustare le primizie del tuo amore misericordioso, per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato al mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Prepariamo il canto al numero 182. Astro del ciel, argol divin, mite agnello redentor, tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar, luce
Invochiamo lo Spirito Santo con il Veni Creator che troviamo a pagina 689 del libretto. Ci alterniamo al celebrante. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus signis caritas, et spiritualis unctium. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans sculptura. Accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque filium, te utriusque spiritum, credamus omni tempore. Amen. Preghiamo. I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, conducano alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la Beata Sempre Vergine Maria, Madre del tuo Figlio e Madre della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni avvisi. Il primo, anzi forse l'unico, è che da metà di gennaio, dal 13 gennaio, per quanto riguarda l'ordinare le messe, il chiedere informazioni, certificati e quant'altro, non lo faremo più dopo la messa, ma in determinati orari ci sarà aperta la segreteria, ci saranno dei volontari che terranno aperto l'ufficio parrocchiale il martedì e il giovedì mattina e il mercoledì e il venerdì pomeriggio. Comunque metterò gli orari nel foglietto parrocchiale. Possiamo anche, se serve, chiedere informazioni con il numero di telefono che troviamo sempre nel foglietto, quello delle parrocchie. Il parroco non risponderà al telefono negli orari di segreteria, ma ci sarà chi risponde per me. Domenica prossima alle ore 10 ci sarà la presentazione nel rito di accoglienza della bambina Viola Gallo, che sarà poi battezzata domenica 11 gennaio, sempre qui a Santi Pietro e Paolo, mentre sabato mattina alle 10 ci saranno le esequie di una defunta, di un defunto, ma comunque la sera ci sarà alle ore 18 la Santa Messa. Grazie a Don Andrea per aver celebrato con noi e per noi questa Eucaristia.
e un augurio di buon anno a te, che sia un buon anno di studio ancora, Di studio ma anche... finito? No, te che ne ancora da fare. Te piacerebbe che fosse finito, ma non l'è finito. Speriamo possa andare a terminare i suoi studi in Terra Santa, speriamo possa concretizzare questa esperienza andando a Gerusalemme, insomma, quindi tanti auguri di un buon ministero lì dove sei chiamato e dove il Vescovo ti ha chiesto di andare. E buon anno a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, sia un anno fecondo di pace, soprattutto pace per le nostre famiglie e per questo mondo. Buon anno, buon 2026. Grazie, altrettanto. Grazie a tutti quanti voi e su tutta questa comunità, su noi tutti, invochiamo la benedizione solenne del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia, e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità. Amen. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Concludiamo la messa con il canto numero 705. Madre dolcissima, come ami Gesù, ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me, come accogli lo Spirito, accogli il mondo.